Anche con il Mose metteremo gli stivali. L'ho detto ieri il professor Luigi Dal Paus, professore emerito di idraulica all'Università di Padova, che al forum organizzato dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, a Venezia, ha illustrato i vantaggi e i limiti del Mose, indicandone le principali criticità. Il Mose, se non soccomberà in fasce per problemi diversi da quelli esaminati, ha spiegato il professore, non avrà vita lunga dal punto di vista operativo. È probabile che ben prima della metà del secolo l'opera non sia più in grado di garantire i suoi obiettivi iniziali, diventeranno inconciliabili fra loro i provvedimenti funzionali alla difesa delle acque alte, alla tutela ambientale dell'ecosistema laguna, alla portualità. Assegnando priorità alla difesa dei centri storici, la portualità, sia quella commerciale sia quella crocieristica, non potrà sussistere e volendola salvare si dovrà fin da subito pensare per entrambe ad eventuali approdi esterni alla laguna. Poiché è impensabile per ragioni ambientali isolare per più settimane la laguna dal mare, nei giorni di acqua alta di un futuro non molto lontano, i veneziani dovranno ritornare con ogni probabilità a consuetudini familiari, l'uso degli stivali. Io sono Jack Calcetto, questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Da lunedì a venerdì la notizia stampa con tutti i fatti del giorno. Oggi è lunedì 22 novembre, cominciamo con la prima notizia. Abbiamo letto le dichiarazioni del professor Luigi Dal Paus sul Gazzettino, ma anche sulla Nuova di Venezia c'è un resoconto dell'incontro organizzato ieri dal Fondo per l'Ambiente di Venezia a Casa Bartoli sulla salute di Venezia, intitolato questo incontro, dedicato proprio alla salvaguardia del sistema lagunare e che ha visto come protagonisti Andrea Rinaldo, presidente dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, Jane Damosto, cofondatrice dell'associazione We Are Venice, e appunto il professore emerito Luigi Dal Paus. Le previsioni più attendibili parlano entro il secolo di un innalzamento dei mari compreso tra i 30 e i 50 centimetri, ha spiegato Dal Paus, troviamo le sue dichiarazioni sulla Nuova di Venezia, e nel primo caso le barriere del Mose dovrebbero sollevarsi per almeno 80 volte l'anno per un totale di 500 ore. Questo appunto se l'innalzamento dei mari in media sarà di 30 centimetri. Se invece il rialzo marino fosse di mezzo metro, la chiusura del Mose sarebbe di 2000 ore e di almeno 300 giorni l'anno, praticamente sempre. In questo caso, spiega Dal Paus, i porti di Venezia e Chioggia sarebbero destinati a morire perché la loro attività sarebbe impossibile, perché incompatibile con le chiusure, ma la stessa salvaguardia dell'ecosistema lagunare diventerebbe impossibile. Bisognerebbe decidere quindi se salvare la città con i suoi abitanti oppure la laguna. Anche se il Mose per ora funziona, come abbiamo sentito prima, i veneziani farebbero bene a tenere a portata di mano gli stivali perché potrebbero tornare ad usarli. Dal Paus poi ha anche avuto modo in questo incontro di definire il canale dei Petroli il più grande misfatto idraulico del Novecento per i suoi effetti nefasti sul sistema lagunare, sull'ecosistema della laguna, a livello di erosione e perdita di sedimenti e insomma ha delineato uno scenario assolutamente non ottimistico, ecco, rispetto al funzionamento del Mose che se dovesse alzarsi tutti i giorni trasformerebbe chiaramente la laguna in uno stagno, i porti di Venezia e Chioggia morirebbero e quindi una soluzione che sul lungo termine, anzi non così lungo perché parliamo della metà del secolo, non può certamente considerarsi definitiva. Questo era il professore emerito di idraulica dell'Università di Padova, Luigi Dal Paus, all'incontro organizzato dal FAI nella giornata di ieri sulla salute di Venezia. Ieri tra l'altro era appunto la festa della Madonna della Salute per i veneziani, la festa con cui i veneziani appunto ricordano la fine della pestilenza del 1630-1631, ringraziando appunto la Madonna della Salute. Proseguiamo con la seconda notizia del giorno, che è in realtà un articolo di opinione. La rassegna stampa, come sempre lunedì, oggi è piuttosto scarica. Recuperiamo quindi questa opinione molto interessante a dire il vero di Francesco Iori, la troviamo sulle pagine dei quotidiani Jedi. L'ex locomotiva veneta rischia un binario morto.
Un editoriale, anche qui non c'è grande ottimismo, ma sicuramente molto realismo e capacità di leggere i dati, ce ne sono alcuni nell'articolo e la riflessione di Francesco Iori parte da i dati, la lettura dei dati demografici. I numeri non consentono alibi, scrive Iori. Nel 2008 i nuovi nati erano stati 48.000, nel 2020 sono scesi a 32.000. In 12 anni abbiamo perso un bambino su 3. Lo scenario non cambierà almeno a medio termine, e questo perché le donne venete in età compresa tra i 20 e i 39 anni, oggi poco più di mezzo milione, diminuiranno di 5.000 unità l'anno nel prossimo decennio. In compenso, anzi in scompenso, c'è il quadro dell'invecchiamento, e anche qui i dati che lo descrivono. Insomma, una popolazione che invecchia, una popolazione che decresce. Ricordo qualche anno fa l'ex presidente della Giunta regionale del Veneto, Giancarlo Galan, prometteva ai veneti nelle sue campagne elettorali e nei suoi discorsi che sarebbero diventate, la popolazione regionale avrebbe sfondato la soglia dei 5 milioni. Ai 5 milioni di veneti non siamo mai arrivati, e invece questo dato sta calando. Sta calando perché, come sottolinea Iori, dal 2015 senza interruzione la regione si va lentamente ma inesorabilmente spopolando, e a frenare l'emorragia non funziona nemmeno più il tampone degli immigrati, che a loro volta sono in calo e scesi sotto, scrive Iori, la soglia psicologica del 10%. Ecco, la cosa interessante è che certo c'è un trend negativo generale in tutta Italia, in tutto il paese, ma all'interno del sistema Italia c'è chi riesce ad andare in controtendenza, a cominciare proprio dai vicini di casa. L'Emilia-Romagna in particolare, che scrive Iori, da anni si è incamminata in un percorso virtuoso certificato da dati che parlano di un inequivocabile, sorpasso. Dal PIL, che quest'anno sarà il più alto a livello nazionale, superando il 6%, al PIL pro capite pari a 36.000 euro, all'export è arrivato al 42%, partiva dal 16% nel 1990, alla stessa popolazione in costante aumento del 2016, quindi il Veneto superato dall'Emilia per aumento del PIL, per PIL pro capite, per l'export e per l'incremento della popolazione. Insomma, una riflessione, quella di Francesco Iori, che ti invito a leggere, te ne ho letto alcuni stralci, sui quotidiani Gedi, quindi il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia di oggi, che restituisce il quadro di una regione non molto dinamica, che si sta spopolando, che sta invecchiando, incapace di attrarre immigrati e, come ben sappiamo, giovani che magari vengono a studiare nelle università del Veneto, alcune tra le migliori università del paese, ma una volta laureati spesso si trasferiscono all'estero o in altre regioni, appunto. Sui giornali di oggi si parla inevitabilmente, e se ne parlerà sempre di più nei prossimi giorni, di Covid, della pandemia, e allora abbiamo in Veneto 500.000 di infetti, questo è il titolo del Gazzettino di oggi. Da inizio della pandemia sono 500.801 i contagiati, 500.000 di veneti positivi al tampone, molti fra loro vivono l'incubo del long covid. Questo invece il titolo scelto dal Mattino di Padova. Insomma, in ogni caso la notizia è che ieri abbiamo raggiunto il traguardo di 500.000, 500.000 di positivi al coronavirus dall'inizio della pandemia, una soglia che fino a questo momento era stata raggiunta dalla sola Lombardia, che adesso è già ben oltre i 900.000 casi. Sono numeri importanti che ci impongono una riflessione. C'è poco da fare. In Italia ad oggi il nord-est è l'area nelle condizioni più difficili, e questa è la dichiarazione, il commento di Giovanni Leoni, vicepresidente nazionale dell'Ordine dei Medici. Ci sono dei dati comunque incoraggianti che in qualche modo fanno intuire che il vaccino sta funzionando. La fotografia attuale indica che del totale dei positivi il 45% è asintomatico e il 49% presenta sintomi lievi o modesti, e solo il 6% manifesta la malattia con sintomi seri se non gravi. Un anno fa, quando la pandemia
diciamo era una battaglia impari, scrive il Mattino, quindi senza le armi dei vaccini, riprendendo la metafora, diciamo, di guerra che è la preferita dai giornali e non solo per descrivere il Covid. In ogni caso, un anno fa, quando non c'era il vaccino, la percentuale dei malati gravi era molto più elevata. Questo è Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto e oggi è il 22 novembre 2021. Prima di salutarti, qualche notizia flash. Da Padova, boom di assunti 8.000 in un mese. La notizia è sul Gazzettino, la provincia di Padova sarebbe quella con i dati migliori del Veneto, però i sindacati avvisano che c'è tanto precariato e ora serve la stabilità. Allora, nel pezzo del Gazzettino troviamo tutti i dati. In particolare leggiamo che con 787 occupati in più, quindi il saldo occupazionale, nel mese di ottobre, Padova è l'unico territorio in Veneto a non subire pesanti perdite, come ad esempio a Venezia e Verona, dove il comparto turistico paga pesantemente la crisi pandemica. Il riferimento qui è tra i dati dell'ottobre 2021 e quelli dell'ottobre 2019, quindi diciamo pre-Covid. I dati sono di Veneto Lavoro. C'è un segnale incoraggiante per quanto riguarda la disoccupazione, almeno a leggere i dati, in quanto la disoccupazione sarebbe appunto calata rispetto al 2019 addirittura. Pochi licenziamenti dopo lo sblocco, meno disoccupati, Veneto Lavoro, saldo positivo anche rispetto a 2 anni fa. Insomma, va tutto bene? No. Ce lo spiega Aldo Marturano, segretario della CGIL, che se è vero che c'è stata una ripartenza in questi mesi, ma una ripartenza rispetto alla stagione della pandemia, cosa ci spiega Aldo Marturano della CGIL di Padova? Veneto Lavoro non distingue per singolo territorio, ma basta guardare al dato generale, quindi Veneto, per farsi un'idea che questo movimento positivo è in verità legato al 90%, 90% sono contratti a tempo determinato. Guardiamo al saldo nei primi 10 mesi in Veneto: 52.990 assunzioni in regione. Quante sono quelle a tempo indeterminato però? 3.378. Quindi delle 53.000 assunzioni, solo poco più di 3.000 sono a tempo indeterminato. Le altre 50.000 sono contratti di tipo precario. Cosa dice ancora Marturano, segretario della Camera del Lavoro di Padova? La ripresa si lega a lavoro precario con contratti non dico di 6 mesi, a volte di pochi giorni, insomma legata al momento. È un dato che riflette quello nazionale comunque, dove le attività sono in aumento, ma la stabilità del lavoro tutt'altro. Certo, il manifatturiero è ripartito, aumenteremo il PIL del 6%, ma il lavoro sarà sempre usa e getta. Il dato dei licenziamenti comunque, dice Marturano, è confortante perché dimostra che il sistema ha tenuto, ma attenzione a guardare invece quello sulla disoccupazione, che non è indicativo, o è indicativo fino a un certo punto, perché riguarda chi ha perso il lavoro e lo sta cercando. In verità esiste una massa di inattivi molto più ampia. Queste insomma le osservazioni del segretario della CGIL di Padova, che in qualche modo ribalta la lettura dei dati a prima vista positivi di Veneto Lavoro. Proseguiamo rapidamente invece spostandoci a Venezia, un articolo di Laura Berlinghieri sulla Nuova parla di un fenomeno preoccupante di cui in effetti dalle nostre parti almeno non si parla abbastanza, a mio parere, ovvero quello legato alla dispersione scolastica. E nel veneziano sono 312 gli studenti ritirati quest'anno, o meglio l'anno scorso, quelli che avrebbero dovuto frequentare le scuole superiori ma appunto non si sono iscritti. È 1 su 10, scusa, 1 su 100. Non parliamo di cifre diciamo spaventose, enormi, ma comunque che ci sono, ed è appunto il fenomeno della dispersione scolastica, che sebbene non sembra sia stato alimentato ulteriormente dalla pandemia, almeno nel veneziano, riguarda appunto l'1% circa degli studenti delle superiori, e sono dati che comunque devono portarci a una riflessione.
Nel dettaglio, nell'ultimo anno scolastico dalle scuole superiori veneziane si sono ritirati 312 studenti, 74 frequentavano i licei, 121 gli istituti tecnici e 117 i professionali. Le motivazioni sono varie, 53 hanno deciso di non iscriversi più a scuola dopo essere stati bocciati, 168 si sono ritirati nel corso dell'anno, 63 hanno smesso di frequentare le lezioni senza formalizzare la decisione e 28 non si sono proprio mai presentati a scuola. Ci sono alcuni commenti, ma era solo per dare rapidamente il quadro di questo fenomeno appunto preoccupante. Pandemia e lezioni a distanza comunque hanno causato difficoltà anche alle medie, non solo nelle scuole superiori. L'ultima notizia di oggi riguarda la qualità della vita in Polesine. Qui ci viene in aiuto il Gazzettino. Nelle pagine dell'edizione di Rovigo, infatti, leggiamo che la qualità della vita in Polesine scende ma è accettabile. Sono i dati dell'indagine promossa dall'associazione Italia Oggi, che è anche un quotidiano. Appunto nel 2020, segnato dalla pandemia, la qualità della vita in Polesine scende dal 20° al 51° posto nella classifica redatta e messa a punto dall'Università La Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni, che misura annualmente e territorialmente come si vive secondo 9 dimensioni: affari e lavoro, ambiente, reati, sicurezza sociale, istruzione, popolazione, salute, tempo libero, reddito e ricchezza. 10 anni fa la provincia di Rovigo era 20ª nella stessa classifica, mentre nell'edizione 2016 era al 55° posto. Adesso è tra le province che perdono maggiori posizioni, ma resta in una fascia che denota una qualità della vita di livello accettabile. Pesano molto i dati, e questo è interessante, degli infortuni sul lavoro e anche dei reati sessuali sui minori. Per oggi è tutto, hai ascoltato Sveglia Veneto. Oggi è il 22 novembre 2021, io sono Jack Calcetto, buona giornata.